È giovedì 15 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Con Emanuela fra poco andremo a leggere i quotidiani, approfondiremo le notizie anche che fra poco vedremo e sentiremo insieme, quotidiani regionali prima poi quelli nazionali. Intanto la strage di Monreale è stato confermato l'arresto di un terzo giovane, gli inquirenti continuano ad indagare sulla banda responsabile della sparatoria e non si escludono altri fermi. Resta in carcere Mattias Conti, il 19enne finito in manette con l'accusa di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco dopo la sparatoria a Monreale. Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo. Conti, nonostante abbia detto di non aver fatto nulla e di non aver sparato, è stato invece inchiodato dalle decine di testimonianze e soprattutto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi e di una banca che si trovano sul luogo della strage e che hanno ripreso il ragazzo mentre faceva fuoco e poi mentre fuggiva con l'arma in mano. Conti, hanno raccontato i testimoni, avrebbe sparato diversi colpi puntando dritto contro una delle vittime ferite che cercava di fuggire e poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Il 19enne, per sfuggire all'arresto, aveva lasciato il suo cellulare il 30 aprile e da quel momento era scomparso. I carabinieri lo avevano cercato senza successo nella notte tra domenica e lunedì, perquisendo le case del padre e dei nonni, sia materni che paterni. Nessuna traccia di lui, la famiglia avrebbe cercato di proteggerlo spiegando di non sapere dove si trovasse e di non poterlo rintracciare perché non aveva con sé il telefono. Poche ore dopo quelle perquisizioni a vuoto, Conti si è però consegnato spontaneamente, accompagnato dal suo avvocato. Prosegue adesso la caccia agli altri giovani che hanno partecipato alla rissa. In tutto mancano all'appello altri 7 ragazzi, 4 sono stati riconosciuti nella foto comparsa sui social e poi ne mancherebbero altri 3, l'autore dello scatto e 2 presenze segnalate da più testimoni, una ragazza e un uomo con la barba folta e nera. Subito da Emanuela cominciamo la lettura dei quotidiani regionali da questa notizia. Sì, vediamo la prima pagina del giornale di Sicilia, strage di Monreale, leggiamo Conti rimane in cella, è uno dei killer, fermo convalidato con accuse pesantissime, ha sparato ad altezza d'uomo per uccidere. Vediamo ancora su Repubblica Palermo. Monreale, convalidato il fermo di Conti, ha sparato, lo inchiodano 7 testimoni. Nella sua ordinanza la GIP Vassallo mette in evidenza l'apporto della fidanzata di una delle vittime che ricordiamo appunto ha denunciato e tra l'altro ha fatto avere questa foto agli inquirenti dove si vede anche Conti assieme agli altri 2 che erano stati fermati precedentemente, quindi Calvaruso e Acquisto. Attendibile e coerente secondo la giudice. E poi cos'è che avrebbe inchiodato Conti? Gli occhiali da vista che sono stati ritrovati a terra sul luogo appunto della rissa, ma anche e soprattutto le immagini delle telecamere di via Benedetto d'Acquisto che lo immortalano proprio con una pistola in mano, senza contare poi che i tabulati telefonici e l'analisi delle celle agganciate dal suo telefono confermano senza possibilità di dubbio la presenza del ragazzo che indossava appunto un piumino bianco a pochi metri dalla cattedrale all'ora della sparatoria in cui sono morti questi 3 ragazzi. Vediamo anche sulla Gazzetta del Sud la strage di Monreale, convalidato il fermo del terzo giovane, inchiodato anche dalle tante appunto testimonianze. Avrei dovuto chiedere aiuto, parla finalmente Martina Patti che a Mascalucci ha ucciso la figlia Elena per poi fingere un rapimento. La procura di Catania ha chiesto ed ottenuto la perizia psichiatrica. Uccise la figlia Elena di 5 anni e finse un rapimento. Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per omicidio premeditato, aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, verrà sottoposta a perizia psichiatrica. A deciderlo i giudici nel processo di appello con la presidente Castagnola, che si è aperto esattamente un mese fa e che oggi si sono pronunciati in aula sulla richiesta avanzata dalla procura nominando 2 periti. Il processo in qualche modo si riapre considerando che per primi forse i giudici si sono posti il dubbio se Martina nel momento in cui ha commesso il fatto era del tutto capace di intendere e di volere oppure se la sua capacità era in qualche modo ridotta anche parzialmente. La sua difesa aveva già chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e in subordine l'esclusione della premeditazione. La donna aveva confessato il delitto all'epoca dei fatti senza spiegare il movente e oggi per la prima volta ha voluto rendere dichiarazioni spontanee in tribunale. La Patti ha fatto una lunga dichiarazione
un'interrogazione molto toccante in cui ha raccontato il suo percorso in questi 3 anni e come è giunta a comprendere finalmente il gesto che ha fatto e a non darsi nessuna giustificazione e ha chiesto scusa a tutti. Lei continua a dire che non ricorda quel momento. No, lei in quel momento è offuscata, probabilmente l'ha dimenticato volutamente. In aula presenti i genitori della Patti assieme ad alcuni familiari della donna che hanno seguito sin dall'inizio il processo, assenti invece i parenti del padre della piccola Elena. Torno da te, Emanuela, per questa notizia che all'epoca dei fatti lasciò tutti veramente sgomenti. Sì, si riapre sotto questa nuova forma appunto il processo alla mamma della piccola Elena con questa richiesta da parte della procura appunto della perizia psichiatrica. Quindi vediamo sulla Sicilia, omicidio della piccola Elena, perizia psichiatrica sulla madre, la decisione della Corte d'Assise d'Appello dopo le drammatiche dichiarazioni dell'imputata. Lei avrebbe detto: il mio malessere è cominciato dalla relazione con il mio ex, un rapporto dove ho subito anche violenze. La fine di quella convivenza per Martina Patti sarebbe stato un fallimento e quando si è lasciata anche con il ragazzo che aveva conosciuto su Instagram avrebbe sentito il peso di un altro fallimento. Questo potrebbe averla spinta poi a questo gesto estremo. Ricordiamo cosa è successo, lo ricorda oggi la Sicilia. Martina Patti quel tragico giorno d'estate è andata a prendere la piccola Elena al Greste, in quella foto che resta, quella immagine che resta indelebile nella mente di tutti noi, la bambina che corre verso la madre, l'abbraccia, niente sapendo di andare incontro alla peggiore, ad una morte atroce. È rientrata a casa con la figlia, poi sono uscite per andare da un familiare, nel tragitto però la Fiat 500 si è accostata e mamma e figlia sono scese per andare tra le rocce di lava. Lì Martina Patti ha accoltellato la piccola, l'ha seppellita infilandola nei sacchi e poi ha simulato il sequestro. Tra l'altro un sequestro che lei voleva addossare all'ex compagno che aveva avuto dei precedenti, diciamo, di polizia e quindi voleva lasciare intendere che ci fossero dei rapporti con qualche banda, con qualche clan che poteva appunto aver sequestrato la bambina e poi invece solo la mattina dopo, qui siamo al 14 giugno del 2022, la madre ha confessato l'omicidio al padre e ha indicato ai carabinieri il luogo dove ha nascosto il corpicino. Adesso la procura ha chiesto la perizia psichiatrica, staremo a vedere cosa appunto diranno i periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, dovremo attendere qualche mese. Parliamo adesso di meteo avverso, perché sulla nostra regione, sulla Sicilia, c'è un'allerta arancione per un doppio ciclone che sta impattando già sulle coste orientali. Le scuole sono chiuse a Catania, a Siracusa, ad Agrigento, ma in gran parte dei comuni del versante ionico, e sono stati anche soppressi alcuni treni. Scuole, parchi, ville comunali e cimiteri chiusi in gran parte dei comuni. Sono gli effetti di un doppio ciclone che ha raggiunto la Sicilia che, come vedete, è tutta di colore arancio. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile regionale prevede una fase di preallarme in tutti i settori dell'isola. Dalla notte per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento, mareggiate lungo le coste esposte. È un ciclone insidioso, sostengono gli esperti meteo, quello che risale dall'Africa ed incontra l'aria fredda del nord Europa. Il primo vortice risalirà dall'Algeria e dalla Tunisia verso le isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica, portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di questa mattina. Nello stesso momento il secondo ciclone si metterà in moto dalle repubbliche baltiche verso i Balcani. A tratti si potrebbero avere nubifragi e grandinate anche domani. Nel pomeriggio il maltempo si sposterà nuovamente nella parte sud-est della Sicilia. Le temperature saranno in calo di 6-7 gradi, un miglioramento è previsto per sabato, ma il tempo sarà instabile anche domenica. Parola d'ordine prudenza che rispecchia le ordinanze dei sindaci pronti a chiudere le scuole da Catania a Siracusa fino ad Agrigento, in nome e per conto di una sicurezza che in questi casi non è mai troppa, e per precauzione soppressi anche numerosi treni.
Andiamo da Emanuela. Sì, sulla Gazzetta del Sud vediamo questo trafiletto maltempo, oggi scuole chiuse nei comuni messinesi della zona ionica, ma si parla di maltempo anche sulla prima pagina di Catania della Sicilia. Oggi allerta meteo arancione, scuole chiuse in città e provincia, sono diversi appunto i comuni dove i sindaci hanno diramato l'ordinanza per la chiusura delle scuole proprio per questa allerta meteo arancione che durerà per tutta la giornata di oggi e per buona parte di quella di domani. Ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere temporalesco. Adesso restiamo sulla città di Catania, visto che vedevamo prima la pagina di Catania della Sicilia. Parliamo di sosta selvaggia, è scattata ieri l'era delle ganasce, prime auto verbalizzate, bloccate in via Santa Sofia, proprio vicino al pronto soccorso del Policlinico, e per rimuovere i ceppi bloccaruota, oltre alla multa, si dovranno pagare anche 60 euro. Vediamo com'è andata. Ore 9:40, la prima auto verbalizzata è bloccata. A Catania scatta l'era delle ganasce, estremo tentativo per fronteggiare la sosta selvaggia. Si parte da via Santa Sofia all'altezza del pronto soccorso del Policlinico, teatro di maxi ingorghi per la verità causati non solo dalle auto in sosta vietata, ma per il noto imbuto che si crea in prossimità del parcheggio dell'ospedale. Multe a raffica e conseguenti ceppi bloccaruota per decine di automobilisti. Si può parlare di nuova era, si può parlare semplicemente di una nuova modalità di sanzione accessoria che ci dà supporto e che chiaramente in un certo senso serve anche a non lasciare impunite determinate situazioni che creano gravi difficoltà alla viabilità. A Catania si è parlato tanto di prevenzione e non è servito. Adesso si cambia e si passa alla repressione. Diciamo è inevitabile a fronte dei numeri, quando si avrà un numero di operatori così consistente da poter assicurare una copertura del territorio non ci sarà bisogno più di reprimere, o quantomeno la repressione sarà minore, ci sarà più prevenzione con la presenza. Per chi si è visto bloccare l'auto con le ganasce, oltre al verbale, dovrà effettuare un pagamento immediato di 60 euro agli ausiliari della MTS per avere l'auto liberata. Lo sbloccaggio, si legge in un opuscolo in italiano ed in inglese rilasciato sul parabrezza, si esegue contattando i numeri 095 50 52 11 o 331 20 18 557. Dalle 20 in poi gli addetti AMTS procederanno alla rimozione del veicolo, che potrà essere ritirato nella rimessa AMTS in via Plebiscito 747, in questo caso pagando la multa e il servizio di carro attrezzi. Torneremo a parlare di ganasce nella nostra mattinata proprio con il vicecomandante della Polizia Municipale di Catania, Stefano Blasco, e intanto vediamo le pagine del giornale. Tempi duri per gli automobilisti a Catania, vediamo sulla Sicilia prima ganascia in via Santa Sofia, così il sindaco sfida la sosta selvaggia. Ieri il debutto, abbiamo visto anche nel servizio, nell'arteria simbolo dell'inciviltà, oltre alla multa appunto si dovranno pagare subito 60 euro agli ausiliari AMTS per poter liberare appunto l'auto, e qui vediamo il momento in cui vengono applicate le ganasce che noi abbiamo seguito appunto con il nostro servizio. Vedremo se si estenderà anche a tutto il resto della città, probabilmente sì. Certo, sicuramente capiremo anche oggi che cosa succede. Intanto adesso voltiamo pagina, perché ieri si è chiusa l'avventura del Catania nei play-off. Al primo turno nazionale la formazione allenata da Mimmo Toscano si è arresa per una differenza reti, considerato anche il miglior piazzamento del Pescara, e di conseguenza lasciano la corsa, i rossazzurri lasciano la corsa per la B. Game over al fine di una partita, doppio confronto, sconfitta in casa 1-0, vittoria 2-1 ieri all'Adriatico per gli uomini di Toscano, che a un certo punto magari hanno fatto paura al Pescara. Ha prevalso il migliore piazzamento alla fine del campionato nella classifica del girone B rispetto al Catania quinto. Il Pescara si era piazzato al quarto posto, ma sentiamo il servizio. Game over, ancora una volta i sogni di gloria del Catania si infrangono ai play-off e sul più bello.
È beffarda la vittoria per 2-1 a Pescara, visto che sono proprio gli abruzzesi a qualificarsi per i quarti di finale. Determinanti la rete di Merola al Massimino e la migliore posizione in classifica della squadra di Silvio Baldini. Agli etnei non basta la vittoria esterna, la sesta di fila, che sa però di sconfitta. Toscano sceglie Raimo come braccetto al posto dello squalificato Gherardi per contrapporre la sua velocità a quella di Cangiano. Quarto a destra gioca Guglielmotti, in avanti Lunetta e Gimenez a supporto di Inglese. Il Catania deve vincere e con 2 gol di scarto. La prima chance è di marca rossazzurra, cross di Guglielmotti, uno dei più attivi, e colpo di testa di Ditacchio che però si spegne sul fondo. Dal 20° in poi il Pescara comincia a farsi vedere e in pochi minuti costruisce 3 nitide occasioni. 2 con Meazzi che manda al lato dal dischetto, un pallone perso da Celli su pressione di Ferrari e poi calcia sul fondo dal limite sugli sviluppi di un angolo, e una con D'Agasso che impegna severamente Dini. Nel finale di tempo l'arbitro concede un rigore al Pescara per un contatto Raimo Cangiano. Il direttore di gara, richiamato al VAR, modifica la scelta, niente penalty. Nella ripresa Toscano getta nella mischia Stop e Dal Monte che rilevano Lunetta e Guglielmotti. Si attacca da una parte e dall'altra e Dini tiene in corsa il Catania con 2-3 interventi, salva risultato. Al 70° la sblocca il Catania, stoppa sull'out di destra Pennella per l'inserimento vincente di Matteo Di Gennaro che non lascia scampo a Plizzari. Al Catania a questo punto sarebbe sufficiente un gol per passare il turno. Il Pescara però non ci sta e con Merola prova la conclusione di sinistro con Dini che manda in angolo, poi è Bentivegna a provarci senza inquadrare lo specchio della porta. Il Pescara riparte in contropiede su un pallone mal controllato in area da Stoppa e da uno strappo di Meazzi nasce l'assist per il nuovo entrato Tonin. Tiro, Dini tocca ma non basta e palla in rete. Pescara 1, Catania 1. Tutto da rifare per gli ospiti che generosamente si buttano in avanti e vengono premiati con Bontalto che sfrutta un'uscita avventurosa di Plizzari. Il gol viene inizialmente annullato ma dopo un lungo check del VAR arriva la convalida. Pescara 1, Catania 2. Restano una manciata di minuti per l'impresa, ma al minuto 100 il triplice fischio sancisce la fine della partita e della stagione dei rossazzurri. Si ripartirà ancora dall'inferno della Serie C. È davvero un inferno la Serie C, il Catania praticamente non riesce a venire fuori da queste sabbie mobili. Vediamo cosa scrive la Sicilia stamattina. Sì, una vittoria e tanti rimpianti, i rossazzurri escono di scena, maledetto il KO appunto al Massimino durante la partita di andata. Di Gennaro illude, Toni chiude i conti, 2 gol ravvicinati decidono il match. Nel recupero Montalto riapre le speranze ma c'era ormai pochissimo tempo. E poi andiamo a vedere sull'altra pagina le parole di Toscano: rimanere a Catania, voglio parlarne a tempo debito, adesso c'è una delusione cocente, mi dispiace per i tifosi e per i miei giocatori, del mio futuro discuterò nei prossimi giorni, ci sarà un confronto approfondito con i dirigenti. Chiaramente la delusione tra i rossazzurri, Dini e Ditacchio. Dini l'abbiamo sentito proprio in diretta, aveva le lacrime agli occhi all'intervista fatta a bordo campo a termine della partita al nostro Marco Carli. Abbiamo dato tutto, hanno detto grande lotta, usciamo a testa alta, queste le parole del portiere Dini, ma non può essere una consolazione, mentre il capitano dice gli spareggi sono sempre una trappola, avevamo preparato bene il match, un Catania che ci ha creduto fino alla fine. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia che titola appunto vittoria amara, perché non è bastato il 2-1 appunto per superare il turno, appunto il 2-1 del Catania sul campo del Pescara non serve a qualificare i rossazzurri, ora il club deve programmare il futuro. Vediamo altre notizie siciliane, poi tra poco la rassegna stampa nazionale. Quote già esaurite per quanto riguarda le quote tonno, scatta il blitz a Portopalo, la guerra del tonno. E poi Augusta, la casa nella prateria, prigioniero del fotovoltaico. Ancora Sicilia, boom dei porti, scontro ancora sulle nomine e poi il caos, la CGIL rinnovabili, la regione che fa? Vediamo nel taglio alto alcune notizie che abbiamo già visto, l'allerta arancione, poi a Mascalucia l'omicidio di Elena, la perizia chiesta per la madre. La Gazzetta del Sud, vediamo
Intanto in alto non c'è tregua tra le correnti del PD, il PD regionale ancora nel caos e il partito verso un congresso avvelenato, così scrive appunto oggi la Gazzetta. E poi sviluppo e lavoro, si rilancia l'Etna Valley, la catanese ST Microelectronics si avvia a diventare il primo polo europeo, 3.000 assunzioni. Vediamo anche, c'era una notizia che appunto avevo visto sulla Gazzetta, vediamo se riesco a trovarla velocemente. Non so se, vabbè, qui vediamo appunto il PD siciliano, no, non era questa, vabbè, comunque magari la ripeschiamo dopo. Intanto vediamo la prima pagina di Repubblica a Palermo, l'incontro di Repubblica insieme al Teatro Massimo, città violente e disagio giovanile, i sindaci del Sud che uniscono le forze, l'annuncio di La Galla nel dibattito appunto organizzato da Repubblica insieme al Teatro Massimo. Lavoreremo in sinergia sui problemi legati alla sicurezza e alla dispersione scolastica. E poi permesso premio per Benigno, artificiere delle stragi. Per i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano il boss stragista Salvatore Benigno è diventato un detenuto modello, un altro caso che fa discutere su questi permessi premio dati appunto ad appartenenti dei clan mafiosi e ai boss, un altro caso appunto che oggi ci racconta Repubblica. Vediamo anche qualche notizia all'interno e allora ecco qui una notizia che riguarda la politica regionale, Ars primo sì alla manovra, ma i soldi già non bastano per le mance ai deputati. Altri 25 milioni per le esigenze territoriali, così vengono definite, dei parlamentari. Lunedì vertice con Schifani e il centrodestra. Bene, grazie Emanuela, fra poco torniamo da te con i quotidiani, quelli nazionali. Adesso apriamo la nostra finestra, il collegamento con la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina andiamo a Sant'Agata di Militello, siamo nel Messinese, con noi c'è l'ispettore Filippo La Rosa. Buongiorno ispettore, quali sono le notizie della giornata in considerazione anche delle cattive e avverse condizioni meteo? Buongiorno direttore dal compartimento Polizia Stradale di Catania. Nonostante le condizioni meteo avverse, fortunatamente non segnaliamo particolari criticità. Le consuete code e rallentamenti sull'autostrada Messina-Catania tra lo svincolo di Acireale e la barriera di San Gregorio, a causa della presenza dei consueti cantieri. Ci spostiamo sulla tangenziale di Catania, dove segnaliamo traffico intenso, rallentamento e code da San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro e naturalmente in direzione Siracusa. Ci spostiamo adesso sull'autostrada Catania-Siracusa-Modica, dove tra lo svincolo di Avolo e Cassibile in direzione nord persiste il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate. Sino al 16 di maggio, dalle ore 22 alle ore 6, sarà chiuso il tratto in direzione Gela a causa dei lavori. Andiamo adesso sull'autostrada Catania-Palermo, dove persiste la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Sulla strada statale Catania-Paternò segnaliamo traffico intenso e rallentamenti tra Piano Tavolo e Mister Bianco in direzione Catania. Adesso il consueto consiglio degli amici della Polizia Stradale, oggi rivolto ai giovani conducenti di veicoli. In questa uggiosa giornata primaverile ci piace pensare all'imminente estate e quindi nella stagione estiva ovviamente i giovani sono più propensi a spostamenti da e verso i luoghi di divertimento, soprattutto in ore serali e notturni, con maggiore occasione di assunzione di sostanze alcoliche sia durante i pasti che nella occasione di frequentazione di locali estivi. Il nostro pensiero è quello che non c'è nulla di più forte ed eccitante del pensare con la propria testa, ma ovviamente capiamo bene che le tentazioni e l'opportunità di assumere sostanze alcoliche sono naturalmente frequenti e nel ricordare che la normativa vigente per i giovani e per i neopatentati non consente l'assunzione di alcol e quindi tolleranza zero,
Il consiglio è quello di organizzarsi in comitiva e a turno una della comitiva sceglie di non bere e accompagna tutti sani a casa. Decidi di non bere e aiutaci a proteggerti. Dalla Polizia Stradale è tutto, buona strada. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa, buon lavoro, grazie per questi preziosi consigli. Adesso vediamo qual è la situazione, la viabilità in via Vincenzo Gioffrida. Stamattina scuole chiuse a Catania ma in diversi comuni della provincia e anche della costa ionica. Mi pare di poter dire che il traffico sia notevolmente più snello rispetto alle altre giornate, soprattutto a quest'ora. Ci fermiamo, breve sosta e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani in edicola, stavolta saranno quelli nazionali con Emanuela Corsi. Allora ripartiamo da dove praticamente abbiamo annunciato, vale a dire dai quotidiani nazionali. Tante notizie oggi sulle prime pagine, Angelo. Allora, intanto andiamo a vedere la prima della Stampa con l'apertura. Oggi ricordiamo il vertice in Turchia, vertice tanto atteso a Istanbul per parlare di Ucraina. C'era stato un invito a Putin, tra l'altro caldeggiato da Trump, ma lo strappo di Putin, scrive oggi la Stampa. Zelensky, io pronto a tutto. Oggi vertice a Istanbul senza Lavrov, capo delegazione l'ex ministro Medinsky, Trump intanto apre alla Siria, Meloni, Netanyahu rispetti il diritto internazionale, questo nel sommario appunto della Stampa. Però prima di andare avanti io voglio farti vedere questa foto, perché è una foto che comunque vedremo su tutte le prime pagine. Vediamo il Papa Leone XIV con Sinner che ridono e scherzano, anche il titolo è carino, gioco, partita, incontro, game, set, match. Sinner a sorpresa in Vaticano appunto da Papa Leone XIV, che si è detto fin dall'inizio grande appassionato di tennis. Lui tra l'altro si è rivolto al pontefice dicendo Papa giochiamo, e diciamo che forse il luogo non era quello adatto. Comunque torniamo, ci facciamo un attimo più seri. Torniamo naturalmente a parlare di questo incontro di oggi, di questo vertice a Istanbul, però a proposito di pontefice, il pontefice fin dalle sue prime parole ha usato la parola pace, quindi su Avvenire ogni sforzo per la pace. Leone XIV si impegna in prima persona affinché i nemici si guardino negli occhi, dialoghiamo e negoziamo. Pizzaballa, il futuro del mondo passa da Gerusalemme, fermare subito la guerra e poi ennesima strage invece nella striscia, quindi non solo Ucraina ma naturalmente Medio Oriente sotto i riflettori. Tornando all'Ucraina, il Riformista oggi titola così: chi c'è, perché manca insomma Putin, che era tanto atteso. Ma manca anche Lavrov. Manca Lavrov, però si sperava in questo confronto, in questo faccia a faccia appunto tra Zelensky e Putin. Zelensky che tra l'altro aveva manifestato apertamente la volontà di incontrarlo. Lavrov non sarà a Istanbul, Putin volerà per il faccia a faccia. In questo momento non c'è, però mi sembra di capire che non si parte bene. No. Non si parte bene perché se c'è il presidente dell'Ucraina dall'altra parte, almeno il ministro degli esteri doveva essere presente della Russia. Chissà però che magari invece non in deciderà, giornata succeda qualche cosa. Non Speriamo deciderà bene. lui stesso di incontrare Zelensky. E Zelensky che dice pronti a qualsiasi formato di negoziato. Ancora vediamo il Corriere della Sera, appunto Ucraina, vertice senza Putin. Il Cremlino invia da Zelensky in Turchia soltanto un consigliere, il Papa si offre per mediare. Prevost, i nemici si incontrino, anche Trump non si presenterà, ha visto il siriano al-Shara e dice è un vero leader. Poi ieri il premier Time Meloni alla Camera, ci sono stati degli scontri abbastanza accesi con i leader delle opposizioni, soprattutto con Elly Schlein per quanto riguarda la sanità, con Conte sempre per il piano di riarmo, e quindi Meloni scontro con Schlein e Conte, show ed espulsioni. Perché espulsioni? Ve lo faccio vedere con la prima
prima pagina di Libero. Questo è quello che è successo ieri alla Camera. Lenzuolata alla Camera, sinistra fantasma. La Meloni smonta le bugie progressiste, piazzata di Conte, tutti in piedi per Gaza. Elli attacca sulla salute ma scorda i disastri Dem. E Maggi, eccolo qui, il segretario di Più Europa, si presenta con un telo in testa. È stata un po' una forma di protesta per la posizione del governo assunta nei confronti dei referendum. Governo che insomma ha anche... si è lasciato scappare, vabbè, se disertate le urne, insomma, non ci fa niente, ecco. Diciamo che il governo non ha sponsorizzato troppo questi referendum, ecco, questo appuntamento alle urne. Andiamo a vedere domani con sempre Meloni, Gaza e sanità, Meloni che litiga con tutti, e poi il Manifesto che oggi scrive brava gente, e vediamo appunto Meloni in un viaggio a Tripoli nell'ottobre del 24 con il primo ministro appunto del governo di unità nazionale libica. Si spara nel cortile di Casa Italiano a Tripoli, le bande rivali si contendono i soldi che Roma e Bruxelles investono per tenere lontani i migranti. Il generale Haftar muove i suoi cannoni dalla Cirenaica, il governo difende il memorandum con la Libia ma pensa di rimpatriare i connazionali. E poi Meloni in aula, scontro su Israele, Meloni che ha attaccato diciamo, quello che è il piano di occupazione massiccia di appunto Netanyahu, però ha anche sottolineato, ricordiamo che questa guerra non è partita da Israele ma da un gruppo di terroristi che non vuole il bene degli ebrei, non vuole il bene neanche di chi vive nella striscia di Gaza. E poi vediamo anche l'unità, il governo ammette abbiamo liberato al-Masri su ordine della Libia, fu una richiesta dell'ambasciatore, il famoso scandalo sul generale appunto al-Masri che era stato fermato in Italia ma poi era stato rimpatriato in Libia, tra l'altro con un volo di Stato. Vediamo Repubblica. Con questo virgolettato sono state le parole di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella, che si trova in Portogallo per il summit della Cotec assieme a Draghi. È stato l'ennesimo sprone di Mattarella all'Europa. Europa, nessun dorma, ha detto, su difesa e dazi arriva la scossa di Mattarella e di Draghi, stare fermi non è più un'opzione. E poi scontro Meloni-Schlein sulla sanità, decreto infrastrutture, dubbi del Colle, slitta il CDM. Ancora vediamo il resto del Carlino, anche qui scossa del Colle e di Draghi, nessun dorma in Europa. Restiamo su questa pagina, vediamo in alto perché continua a riservare colpi di scena il delitto di Garlasco, la morte di Chiara Poggi avvenuta 18 anni fa. Altra svolta, a distanza di 18 anni si cerca l'arma nel canale, perquisite le case di Andrea Sempio, che ricordiamo è indagato da qualche tempo proprio per quel delitto, e dei genitori. E poi trovato un martello, andiamo a vedere sul Messaggero, eccolo qui nel taglio basso, Garlasco trovato un martello nel canale. Potrebbe anche essere l'arma utilizzata dall'assassino per uccidere Chiara Poggi. Un nuovo test indirizza la procura per cercare l'arma che ha ucciso Chiara e infatti è stata trovata in un canale. Restiamo su questa pagina invece per vedere una notizia di calcio, perché leggenda Bologna, trionfo Coppa Italia dopo 51 anni. Beh, è una notizia clamorosa quella che anche perché ha battuto il Milan, il Bologna. Ha battuto il Milan. Fra le altre cose venerdì nella partita di campionato il Milan ha vinto 3-1 sul Bologna, ieri invece il Bologna nella partita chiave, diciamo quella della stagione, per aggiudicarsi un trofeo, ha vinto con un gol di Ndoye e alla fine si è portato il trofeo a casa dopo 51 anni, oltre mezzo secolo. E quindi vediamo anche sul giorno, ecco qui decisivo un gol di Ndoye all'inizio del secondo tempo, storico Bologna batte il Milan e vince dopo 51 anni la Coppa Italia, la festa rosso-blu.
e invece lasciamo i rossoblù per parlare dei blu cerchiati, perché sulla prima pagina del secolo XIX si parla invece di questa debacle per la Sampdoria, che retrocede per la prima volta in Serie C, fuga per la sconfitta, dirigenti, staff tecnico, giocatori tutti spariti dopo la partita che è costata la retrocessione. Bogliasco chiuso e deserto, parla solo Mancini, i dubbi sul futuro, che ne sarà adesso della società? Ma, vedi, la retrocessione in Serie C significa tante cose, significa pensare assolutamente in tutt'altro modo, perché i giocatori chiaramente quasi sicuramente non potranno essere tenuti al libro paga, perché la categoria non ha la possibilità di tenere tutti questi giocatori pagati con stipendi di Serie B, di conseguenza cambia anche il modo di pensare. È una retrocessione storica, una retrocessione che coinvolge un club, uno dei club certamente più importanti d'Italia, che ha onorato il calcio italiano anche in Europa, giocando partite di Coppa Campioni, di Champions. Aveva in campo, presentava Mancini e Vialli, due grandissimi, solo due, per citarne solo due, nel calcio nazionale. Si chiude una pagina di storia, speriamo per la Sampdoria che in qualche modo si possa riscrivere, si possa riprendere. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui per il momento, sì, e poi ci ritroviamo più avanti comunque con altre notizie, magari qualche notizia più leggera nell'ultimo segmento di trasmissione. Una ti piacerà. Sono contento, allora attendo con grande gioia. Adesso ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì contesto inizialmente stabile sull'Italia, poi in serata si avvicinerà un fronte che coinvolgerà principalmente il Triveneto, ma avremo anche dei fenomeni in particolar modo su parte del centro-sud, soprattutto in Sicilia, dove una zona di bassa pressione sarà responsabile di fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità. Non sono esclusi nubifragi e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il tutto con temperature massime che non andranno oltre i 21-22 gradi. E così per quanto riguarda la giornata di venerdì avremo dei piovaschi sparsi, specialmente nella prima parte del giorno, contesto poi che tenderà a migliorare con il passare delle ore, clima più asciutto in serata con al più della nuvolosità di passaggio. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, siamo nuovamente insieme. Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto e bentrovato al vicecomandante della Polizia buongiorno municipale di Catania, fresco di incarico fra le altre cose, Stefano Blasco. Buongiorno. Allora, ieri è cominciata una nuova era, diciamo così, a Catania, l'era delle ganasce, perché era da un tanto tempo che non si vedevano le ganasce. Le chiedo perché questa scelta? Ma è una scelta intanto che estende in un certo senso quelle che sono le possibilità di sanzionare e rendere più efficaci le sanzioni al codice della strada, soprattutto in materia di sosta. Risponde anche a una elementare esigenza di equità, perché a fronte della semplice rimozione, che molto spesso si può ridurre a una o due macchine e tutte le altre rimangono appunto non prelevate con una certa sperequazione, la ganascia consente comunque di quantomeno bloccare e di estendere la sanzione accessoria, perché è molto più semplice da mettere. Però non mi soffermerei tanto sul valore punitivo di questa nuova modalità, diciamo, per Catania di sanzionare, quanto piuttosto sul valore educativo di prevenzione che a noi interessa in questo caso. Ma possiamo parlare adesso di un concetto di tolleranza zero?
Tolleranza zero, sicuramente meno tolleranza rispetto a quello che c'è stato prima. Tolleranza zero sono termini ultimativi che insomma non appartengono alla nostra cultura. Sicuramente ci teniamo molto di più ad educare il cittadino. E allora, ieri, adesso vedremo anche delle immagini, si è cominciato da via Santa Sofia, che è una diciamo, delle arterie più difficili, più complicate, soprattutto in alcune ore della giornata. Là c'è un pronto soccorso, c'è una struttura ospedaliera, c'è il policlinico universitario. Questo, stiamo vedendo per l'appunto le immagini della giornata di ieri, è stato un primo step, una prima tappa. Immagino che questo tipo di azione a macchia di leopardo si estenderà poi anche diciamo, in altre zone della città, perché sappiamo anche che gli automobilisti non sono proprio disciplinatissimi. Ecco, utilizziamo ci sono delle zone critiche su cui andremo ad estendere questa modalità di intervento. Ieri è stata importante principalmente per la parte tecnica, perché era la prima volta che si utilizzava questo tipo di ganascia. Devo dire che il personale che si è occupato appunto del posizionamento è stato veramente molto bravo, insomma, a parte una prima difficoltà con la prima macchina, poi hanno preso la mano e devo dire sono stati impeccabili nel servizio. Tra l'altro è una modalità non invasiva e ultimativa come la rimozione, per cui se il proprietario arriva in tempo può tranquillamente chiedere lo sblocco. Quali sono le modalità per chiedere lo sblocco immediato? Ma sono illustrate nel fogliettino che mettiamo nella macchina. Sostanzialmente se il proprietario arriva, chiede lo sblocco, c'è il personale che ha provveduto allo sblocco che immediatamente, chiaramente dietro il pagamento del corrispettivo, sblocca immediatamente la macchina e consente all'utente di andare via. Chiaramente il verbale poi sarà pagato, che è un'altra cosa, perché la sanzione accessoria viene pagata in questo caso alla MTS, il verbale poi viene pagato al comune con le modalità che si conoscono. E se non si è presenti, che cosa succede? Magari uno non è presente e trova le ganasce sull'automobile, come si deve comportare? Ci sono... No, noi siamo sempre presenti finché ci sono le ganasce. Nel momento in cui una macchina rimane ganasciata e il servizio della MTS chiaramente finisce, perché ha un orario di inizio e di fine, solitamente alle 20 finiamo, ed è fatto congiuntamente con la polizia municipale. Quando il servizio finisce le macchine vengono rimosse, perché non possono essere lasciate con la ganascia, vengono rimosse e chiaramente poi diventa una rimozione a tutti gli effetti, dove si paga il deposito e il prelievo. Ci sono dei numeri magari dedicati dove si può chiamare per... Sì, quelli che normalmente si utilizzano per magari li ricordiamo, anche tramite centrale operativa della polizia si municipale. Può arrivare. Comunque c'è lo 095 50 52 11 che è disponibile. Dopo le ore 20 si può andare a ritirare l'auto in via Plebiscito 747, che è praticamente uno dei depositi diciamo, della MTS. Questa scelta, che è stata fortemente voluta dal sindaco Trantino, ha suscitato però chiaramente non poche polemiche, diciamo così, perché se da una parte c'è chi sì, si fa bene, così magari si mette fine a questo modo diciamo irregolare, chiamiamolo così, irregolare, di parcheggiare le auto, dall'altra parte magari qualcuno ha storto diciamo il naso, ha pensato che un altro balzello, un altro modo, un'altra mannaia per colpire gli automobilisti. Ripeto, è semplicemente un modo per estendere delle modalità di prevenzione. Saranno anche in un certo senso repressive, sicuramente, però sono sicuro che il rischio, che è molto più reale, più prossimo di avere l'auto bloccata rispetto alla rimozione, potrà far riflettere meglio un automobilista e chiaramente evitare di commettere un'infrazione. Dal punto di vista preventivo è una sanzione accessoria che ha una certa efficacia, una certa visibilità e può funzionare. Non dobbiamo guardare soltanto il lato appunto repressivo o economico della cosa. Restando sulle ganasce, però molto spesso è capitato che le città dove sono state poi adottate a un certo punto non si è più andata avanti, non si è più proceduto con questo sistema. Ci sono correnti di pensiero o forse anche da un punto di vista delle normative c'è qualche cosa da verificare? No, non è tanto alle normative, è un fatto di gestione del servizio,
perché questa modalità di sanzione accessoria non può essere estremamente estesa se non con adeguato numero di personale, perché chiaramente se si vanno ad applicare delle ganasce deve essere fatto in una zona circoscritta, altrimenti gli operatori non possono arrivare ad avere uno sblocco efficiente. Quindi più si estende questo servizio, più difficoltoso diventa e chiaramente ci vorrà sempre più personale. Quindi credo che si tratti più che altro di problematiche gestionali. Se il servizio viene gestito in maniera, come dire, con la giusta dimensione e toccando una zona per volta che deve essere, ripeto, circoscritta, può essere un servizio che sarà ben reso e sarà anche utile alla cittadinanza. Adesso parliamo un poco anche di qual è la situazione del corpo della Polizia Municipale a Catania. Sappiamo che ci sono stati degli innesti, molto presto si spera ce ne siano altri, perché chiaramente diciamo che sarebbe non c'è stato tanto... bello che fosse stato il comandante a parlare di questa cosa, che saluto. Mi faccio carico semplicemente di dire che noi abbiamo appunto avuto questa fortuna, questo onore appunto di essere al comando della Polizia Municipale di Catania. Presto conoscerete, penso, anche il comandante la prossima volta. Posso dire che siamo in una fase critica dal punto di vista della gestione del personale, però è una fase di grande speranza, perché abbiamo 80 nuovi innesti e presto dovrebbero essercene altri 100. È una sfida per me personalmente bellissima, perché poter formare così tanti giovani, vi assicuro che è un piacere vedere così tanti giovani. Ho un'esperienza di ormai 7 comandi di Polizia Municipale dove ho lavorato con quello che c'era, e devo dire che vedere questi giovani riempie proprio anche di orgoglio e di speranza. Beh, questo, la presenza del corpo di Polizia Municipale aiuta sicuramente anche il presidio del territorio, il controllo non solo da un punto di vista, diciamo, della viabilità, perché la presenza della Polizia Municipale è fondamentale anche per altro, molto chiaramente altro. La presenza deve essere qualificata. Io insisto molto sulla formazione. È chiaro che questi ragazzi, questi nuovi innesti si sono trovati a lavorare direttamente su strada per la gravissima mancanza di personale, però è chiaro che se un ragazzo, se un giovane non è adeguatamente ancora formato, può avere delle indecisioni che pesano un po' sull'immagine del corpo. Per questo appunto noi siamo qui e per questo faremo un'attività di formazione che dovrà elevare quella che è la qualità media del servizio erogato da parte della Polizia Municipale. Allora, nell'immediato che cosa ci può dire? I prossimi step, i prossimi passaggi dal punto di vista organizzativo e anche per quello che potrà vedere la cittadinanza? Noi chiaramente dobbiamo far fronte a una gestione corrente, perché il mondo non si è fermato con il nostro arrivo. Noi dobbiamo continuare a gestire quello che c'era, quello che aveva gestito il precedente comandante. Saluto anche lui e devo dire, lo devo anche ringraziare, perché obiettivamente il dottore Sorbino ha gestito il corpo da solo e senza rinforzi per tantissimi anni, quindi mi sembra anche doveroso salutarlo in questa sede. Poi chiaramente noi stiamo già mettendo in campo un'attività di programmazione, di revisione di tantissime procedure, anche elementari, di convivenza reciproca tutti i giorni del corpo. Chiaramente ciò a cui tendiamo è, in estrema sintesi, far tornare la Polizia Municipale dove non si vede da tempo. Questo già è un proposito importantissimo. Grazie, allora buon lavoro, perché immagino che avete già c'è tanto da lavorare. un cronoprogramma, direi, intenso, pieno, un'agenda piuttosto fitta. Grazie per essere stato con noi al vicecomandante della Polizia Municipale di Catania, Stefano Blasco. Ancora buon lavoro. Ci fermiamo pochi momenti e poi parleremo di altro, perché parleremo delle difficoltà dei comuni siciliani e lo faremo con il presidente dell'ANCI. Proprio nella giornata di domani ci sarà un importante incontro. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato, adesso è con noi in collegamento il presidente di ANCI Sicilia. Buongiorno a Paolo Amenta. Buongiorno Presidente.
Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Ho anticipato prima che domani è una giornata, direi, particolarissima, non dico una giornata cruciale, però una giornata importante perché gli enti locali siciliani si ritrovano in un momento davvero complicato, davvero difficile. Sì, non è, come ha detto lei, non è un incontro rituale, non è un'assemblea di routine, ma è il frutto di un lavoro che dura ormai da 2 anni e che ha prodotto dei risultati che secondo me vanno definiti drammatici nella gestione degli enti locali. Cioè, siamo riusciti finalmente, dopo aver incontrato in giro commissioni parlamentari, il governo regionale, il governo nazionale, i vertici dell'ANCI nazionale, finalmente siamo riusciti a far capire che era necessario un incontro tra le istituzioni intanto per iniziare un confronto su quello che sta accadendo in Sicilia. I dati parlano da solo, cioè oggi nel 2025 abbiamo avuto 179 comuni commissariati dalla regione perché non avevano approvato i bilanci di previsione e sempre di più crescono i comuni in dissesto e in predissesto in Sicilia, quindi capire che cosa sta accadendo, e domani avremo un parterre importantissimo, ci saranno presenti la regione, lo Stato, l'ANCI nazionale e la Corte dei Conti, con cui abbiamo iniziato un percorso, un confronto che ci deve portare per forza di cose alla soluzione del problema, perché il problema va affrontato e va cambiata la rotta, va cambiato il percorso. Presidente, chiaramente lei assieme ai suoi più stretti collaboratori avete analizzato a fondo quella che è la situazione del momento, quali sono le difficoltà, come si spiega che 179 comuni in Sicilia sono stati commissariati perché non hanno la possibilità, perché non è una questione soltanto di capacità, ma mi pare di capire che non ci sono le possibilità per poter chiudere questi bilanci di previsioni nei tempi stabiliti dalla legge. Cos'è? Mancano le risorse, manca il personale, manca di cosa avete bisogno? Cosa chiedete voi? Guardi, questo è un risultato che parte da lontano. Noi abbiamo per legge l'obbligo di legge di sviluppare funzioni, abbiamo delle competenze che la legge ci impone, abbiamo la responsabilità di produrre servizi di quantità e in qualità. Per cui per garantire però queste cose bisogna che ci siano le coperture finanziarie in entrata. L'analisi è molto semplice. In questi ultimi 10 anni, con l'applicazione della nuova norma del sistema contabile in Sicilia, con la cancellazione di vecchi residui e quindi con la bonifica, la chiamano armonizzazione dei bilanci, in Sicilia è esplosa una contraddizione di fondo. Insieme al taglio dei fondi della regione, i tagli dei fondi che arrivano dallo Stato, ma soprattutto la lentezza nella riscossione e poi alla fine tutti i fondi di garanzia che vengono richiesti appunto del nuovo sistema contabile a garantire chi non paga i tributi. Quindi in grande sintesi, siccome i tributi locali finanziano i servizi essenziali per i nostri cittadini, se non sblocchiamo questa operazione rischiamo realmente di andare in crisi e quindi il sistema se ne va in tilt. Presidente, se ho capito, a parte le risorse che arrivano praticamente dai tributi locali, i comuni in questo momento non hanno altri modi per in qualche modo elargire poi i servizi. Questo diciamo in estrema la norma per coprire un piano economico finanziario per garantire il servizio dei rifiuti. Facciamo un esempio per capirci in maniera sintetica e far capire ai cittadini cosa succede. Se il piano finanziario dei rifiuti, io per gestire in quella città i rifiuti ho bisogno di 10 milioni di euro e incasso invece il 50% di quei 10 milioni di euro ogni anno, la legge attuale mi chiede di garantire all'interno del bilancio quei 5 milioni che non incasso. Quindi dopo il danno la beffa, per cui nell'arco di 4-5 anni ho creato un buco di bilancio che non mi consentiranno di poter coprire e garantire i servizi essenziali. Ecco perché poi alla fine i bilanci non si chiudono, perché la parte d'uscita supera ampiamente la parte d'entrata. Se a questa aggiungiamo l'inflazione che ha fatto aumentare e lievitare i costi degli acquisti dei servizi, di beni e servizi che i comuni devono acquistare all'esterno, se
aggiungiamo l'elevato costo dell'energia, perché negli ultimi anni è quasi triplicato il costo dell'energia comprato dai comuni, a fronte di non avere entrate che possano garantire e coprire questa operazione, c'è la necessità di rivedere il quadro e quindi di riformare il sistema, di capire come lentamente riusciamo a perequare queste operazioni e garantire così competenze, funzioni e servizi ai cittadini. Abbiamo messo un titolo emblematico a questa assemblea di domani: se dobbiamo salvare la Sicilia, dobbiamo salvare i comuni, perché i comuni sono l'interfaccia dei cittadini, dobbiamo garantire le funzioni, e quando parlo di garantire le funzioni significano servizi sociali, significa polizia locale e quindi garanzia di avere la sicurezza nelle città, significa tutela ambientale, significano tutte funzioni fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Quindi per cui dobbiamo riportare in equilibrio la questione finanziaria, e questo lo possiamo fare solo se istituiamo un tavolo insieme allo Stato, la Regione e gli enti locali, perché si riparta una nuova stagione. Presidente, ma avete visto e avete avvertito nei colloqui che avete avuto questa apertura? C'è un'apertura, c'è una disponibilità quantomeno al dialogo per poi magari mettersi veramente attorno a questo tavolo e cercare di capire come garantire le giuste risorse agli enti locali e ai comuni? Sì, c'è una grande apertura, sin dall'inizio con il Presidente dell'ANCI nazionale, con Manfredi, finalmente si è condiviso questa strategia, e probabilmente domani il Presidente stesso annuncerà che c'è la necessità di costituire questo gruppo di lavoro nazionale, regionale, di enti locali, insieme alla Corte dei Conti, secondo me, perché più confronti ci sono stati con il sistema della Corte dei Conti, che inizia a entrare in questo meccanismo, e per cui ognuno porti un contributo. Voglio precisare e sottolineare, nessuno vuole attribuire responsabilità ad altri, né dal punto di vista regionale, né dal punto di vista nazionale, né dal punto di vista del sistema, ma è chiaro che è urgente che ci si metta tutti insieme e si trovi il modo come tamponare questa storia. In Sicilia c'è il numero più alto di comuni in dissesto e predissesto rispetto a tutta Italia, per cui un motivo ci sarà. Intanto iniziamo a capire il motivo perché la Sicilia è sottoposta a questo tipo di pressione. Fatto questo, poi si inizia a parlare anche di livelli essenziali, di fiscalità locale, di fabbisogni standard, di tutti quei temi che poi possono interessare la qualità della vita delle città. Allora, io le auguro buon lavoro, Presidente. So che contemporaneamente ci saranno anche i giovani dell'ANCI, sempre a Palermo, quindi è un'occasione davvero per un confronto a 360 gradi. In bocca al lupo davvero, perché la strada è complicata ed è difficile e in salita. Una buona giornata a lei, Presidente. Faremo di tutto per invertire la rotta. Grazie, buon lavoro. Ci fermiamo ancora, c'è una breve sosta e poi parleremo di cinema. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto e ben trovata anche ad Ester Pantano. Buongiorno Ester. Buongiorno. Prima di iniziare ti porto i saluti di una persona speciale che è dall'altra parte, ci sta seguendo e ci accudisce mentre noi andiamo in onda e ci supporta. Allora, cominciamo subito però con dirti che oggi è la prima per te di un film molto particolare, Francesca e Giovanni. È un film diciamo nuovo per te nella interpretazione, per quello che rappresenta questo film? Allora, io partirei dal fatto che la combinazione già è fondamentale. Parliamo prima di Francesca e poi di Giovanni. Si è sempre parlato tanto di Giovanni perché il suo ruolo insieme appunto al suo collega sono sempre stati molto predominanti rispetto alla storia e alla narrazione di questa strage, ma in questa strage c'è un personaggio invece che si è volontariamente dimenticato, che si chiama Francesca Morvillo, e oltre ad essere la moglie di Giovanni Falcone è stata una grandissima magistrata, una sostituta procuratrice al carcere minorile Malaspina e una iperattivista appunto in quello che era il campo del far rinascere la periferia di Palermo e dare una possibilità a chi come eredità aveva soltanto la mafia, piazze di spaccio e sicuramente non un futuro roseo.
Esther, ma nel calarti nel personaggio, che cosa ti ha colpito di più? Ci hai raccontato di quello che ha fatto, cosa faceva Francesca Morvillo, ma c'è una cosa che ti ha toccato di più nel tuo io più profondo? Sì, mi ha toccato sicuramente il fatto che ci fosse una grandissima partecipazione e una grande motivazione soprattutto nel collaborare insieme. Loro si sono scelti, erano già sposati entrambi, hanno deciso di cambiare il loro partner e in questo cambio di ritrovarsi in questa unione di intenti e di volontà, di valori, di cambiare Palermo e il mondo e cambiare soprattutto la realtà mafiosa che stava contaminando la loro città. Mi ha colpito sapere che nelle istanze di Giovanni Falcone, comunque nei suoi lavori, c'era sempre una seconda grafia e la seconda grafia apparteneva appunto a Francesca Morvillo, quindi immagino loro prigionieri di questa grande responsabilità e quindi con la scorta in cui non esiste più una vita privata e in questo non esiste una vita privata, loro si riunivano all'interno del loro salotto, dello studio e potevano trovare il modo per cambiare il mondo e scambiare opinioni ed essere colleghi prima che amanti. La regia del film è doppia. Ci sono due registi a quattro mani, parliamo ovviamente di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Com'è che ti sei trovata con tutti e due? Sono trovata benissimo, loro sono la coppia che scoppia, c'è una grandissima, sono energia vulcanica. Ci sono incontri, scontri, ma da questo sicuramente hai la possibilità di rimettere in gioco sempre la sceneggiatura, di fare dei cambi. Simona ha sempre dei guizzi, delle nuove idee che poi abbiamo la possibilità di mettere in scena e ormai si sposa, diciamo, questo metodo, è proprio un metodo e in questo senso non ci si appoggia mai su nessuna battuta, ma sa che potrebbe sempre evolvere e diventare qualcosa di nuovo. Prima hai fatto riferimento alla sceneggiatura che è firmata anche tra gli altri, da Felice Cavallaro. Assolutamente, un giornalista, un amico anche, perché siamo amici e collaboriamo ormai da diversi anni anche per la strada degli scrittori di cui si occupa lui appunto ad Agrigento e porta sempre valore e racconto alle persone e a quelli che hanno costituito anche la strada della Sicilia. Allora, Felice ha creato questo libro, Francesca, storia d'amore in tempi di guerra, e in questo libro c'è racchiuso veramente l'anima di Francesca che non si è potuta raccontare, l'anima di questa coppia che ha subito tanti soprusi e che è dovuta insomma sopravvivere a tanti pregiudizi, giudizi e soprattutto condanne da parte dei colleghi e da parte della famiglia inizialmente. Poi invece si è accettato e si è capito che lei aveva grande volontà di perseguire questo amore come aveva volontà di perseguire i suoi valori. Ricordando che il film va oggi nelle sale, Giovanni, accanto a te è stato interpretato da Primo Reggiani. Primo Reggiani. Sì, come lo hai visto, come l'hai visto nel ruolo insomma, il ruolo importante, quello di Falcone, non è che, anche se probabilmente... sì, infatti. Cosa ci puoi raccontare? Stiamo vedendo delle immagini. Vi posso raccontare che la responsabilità è stata grandissima perché quando racconti un personaggio esistito o esistente comunque già è una grande responsabilità perché ti rapporti con la realtà, con il reale, non con qualcosa di inventato. Inoltre qui parliamo di due supereroi, stiamo raccontando insomma due persone che sono ben espresse nell'immaginario collettivo e quindi avere la responsabilità con grande delicatezza di poter raccontare anche quella che era la loro intimità e anche l'intimità fisica, l'intimità anche delle fragilità, delle debolezze umane di questi personaggi che spesso e volentieri vengono raccontati solo come figure istituzionali e quindi perdiamo tutta la parte umana e in questo credo che sia un grande dono raccontare l'umanità di queste persone e capire quanta normalità ci sia dietro questo grande impegno. Prima di lasciarti ai tuoi tantissimi impegni, so che vai di fretta, che hai tanti appuntamenti nella giornata di oggi, sì. ci racconti cosa hai, oggi c'è il film, ma dopodomani, a che cosa sta pensando Esther Pantano? Io sto pensando a tantissime cose, ora c'è un nuovo progetto che inizierà, ho scritto uno spettacolo su queste donne che si sono impegnate socialmente sia per l'apartheid che per...
Si è interrotto il collegamento. Mi senti? Sì, ti rivediamo e ti risentiamo. Dicevo, sia per l'apartheid che per i diritti civili che per tutto quello che concerne appunto l'impegno sociale. Ho scritto questo spettacolo, canto le canzoni che queste donne hanno scritto, canzoni che hanno cambiato la storia, come Strange Fruit di Billie Holiday, che parla di corpi neri appesi agli alberi, e raccontiamo che tramite l'arte un artista può veramente cambiare il mondo e può essere responsabile per quello che sta accadendo nella società e di quanto sia necessaria la cultura e l'investimento in quello che è un prodotto oggettivamente che può portare la differenza nella nostra società di adesso, in cui c'è un po' di smarrimento sia per questi social che per questa velocità di connessione, per questi rapporti che sono sempre troppo fugaci, e questi piccoli ragazzi, io ho la possibilità spesso di andare nelle scuole, che vedo veramente a volte smarriti. Ci vorrebbe un po' un patentino per questi strumenti, perché proteggiamo i ragazzi dalla visione di alcuni film vietati ai minori, ma non ci rendiamo conto di quante cose vietate ai minori esistano appunto sui social e passino sugli occhi di questi ragazzini senza alcun controllo. Una riflessione davvero bellissima, permettimi di dire che faccio anche mia. Grazie, non ti tratteniamo oltre, ci auguriamo di averti presto dalle nostre parti. Assolutamente, ci tengo ad esserci in presenza. Sai, questa è casa tua. Allora, grazie, al presto e in bocca al lupo. Ringrazio Sì. la regia e tutte le persone dietro, e parte del mio cuore che è lì che mi sta aiutando in questo. Grazie. Grazie, sappiamo benissimo, grazie. Allora, buona giornata a te. Ci dobbiamo fermare, ci sono le pillole di Almanacco e poi torniamo con altro. Buongiorno Sicilia. Oggi, 15 maggio, si celebra la Giornata internazionale della famiglia, una data dedicata al riconoscimento dell'importanza delle famiglie come pilastri fondamentali della società. Questo evento globale mette in luce il valore delle famiglie in tutte le loro forme e diversità e sottolinea la necessità di politiche che supportino il loro benessere. Ma potrebbe esserci stata vita su Marte? Il rover Perseverance della NASA ha individuato un campione di roccia eccezionale su Marte. Potrebbe infatti contenere indizi della presenza, in passato, di forme di vita sul pianeta rosso. Questa roccia, ribattezzata a macchia di leopardo per via delle sue particolari venature scure, presenta una composizione chimica che ricorda quella delle rocce terrestri, modellate dall'azione di particolari microrganismi. Tuttavia gli scienziati mantengono un cauto ottimismo, sottolineando che tali formazioni potrebbero essere il risultato di processi chimici e fisici non biologici da valutare, con analisi sicuramente più approfondite, possibili solo portando la roccia sulla Terra. Adesso è il momento di scrutare le stelle, fra poco vedremo e sentiremo anche Marco Amato. Eccolo qui, aspettavo la sigla, ma non ha importanza, eccolo qui il nostro... Benissimo Marco, allora buongiorno. Buongiorno e viva il bello della diretta. È bellissima la diretta, ti dà sempre tanta adrenalina, tanti imprevisti. Sì, oggi piacevolissima già peraltro, proprio perché si sente all'insegno di Venere. Dunque, oggi avevo scelto una tazza con la musica proprio perché vi volevo raccontare il nostro argomento preferito, caro Angelo, la musica. Dunque, parliamo degli Eurovision, i pronostici su quelli che possono essere vincitori. Dunque, vi sorprenderà sapere che, come ho predetto per Sanremo, sono proprio di nuovo i segni venusiani, Toro e Bilancia, quelli che hanno più possibilità di vincere. Sapete che l'astrologo ha anche una sperticata adorazione per Lucio Corsi, è un Bilancia. Ci sorprende anche, scusate, Gabry Ponte, che assolutamente ha creato quella sigla di Sanremo che è molto piaciuta, che è diventata una hit molto importante, ma anche Tony F ha aiutato Tommy Cash a rifare, a rimasterizzare il rap di Cappuccino Italiano. Insomma, tutti i protagonisti di questa vicenda sono tra Toro e Bilancia.
anche se Tommy Cash è più precisamente uno scorpione, è stato aiutare da un toro per rifare la sua faccenda. Quindi aspettiamoci grandi riscontri e viva Venere, viva l'amore e viva la musica. Oggi la luna è in Sagittario ed è una luna che si scontra con Giove, quindi perde un po' di ottimismo, di smalto, vuole essere più razionale e quindi oggi troveremo che i segni di fuoco saranno un pochettino più tirati e rispetto ai sentimenti esigeranno di più. Ma cosa accade nello zodiaco? Per Ariete, con la vostra bella Venere e la Luna in accordo, state assolutamente vivendo una storia d'amore bellissima, continuate, non c'è bisogno di certezze nella mente, bastano quelle del cuore. Toro, per voi che vi sentite un po' esclusi per adesso dai giochi zodiacali, godetevi invece il momento di calma, perché invece gli astri sono benevoli con voi. Da domani una sorpresa. Gemelli, Luna in opposizione oggi proprio su Giove che è nei vostri gradi, quindi oggi dovreste rivalutare e sintetizzare alcuni rapporti. Cancro, per voi questa Luna è un po' elidente, ma anche ambiziosa, seppure molto distante in gradi. La Luna è la vostra signora, cari Cancro, quindi sapete perfettamente che i suoi scontri con Giove portano ad ambire a qualcosa di più. Cercate di capire cos'è questo di più. Leone, Luna in trigono, stupenda dal Sagittario, che stimola peraltro il vostro Marte, quindi oggi è una giornata dall'inventiva e dall'azione ben riuscita. Vergine, per voi questa è una luna di quadratura, per cui una luna che vi fa rivalutare un po' lo stress e la stanchezza lavorativa a scapito dei sentimenti. Quindi cercate di essere un pochino più accudenti con le vostre relazioni. Bilancia, luna amica e luna comunicativa per voi. La userete soprattutto per sorridere a qualcuno, per trattare a un tavolo degli affari che vi darà decisamente molti vantaggi. Scorpione, per voi oggi la giornata è una giornata un po' lucida, oggettiva, pratica, concreta, proprio perché dovete gestire meglio le risorse economiche. Sagittario, per voi la faccenda vi rende protagonisti della giornata. La Luna nella vostra casa opposta proprio al vostro pianeta, Giove. Quindi questo ambire di nuovo a riprendere in mano la vostra vita e le vostre glorie, ci riuscirete. Capricorno, oggi è una giornata un po' pensierosa, proprio perché la Luna è intuitiva, vi dà degli stimoli importanti e anche se vuole farvi ambire a progetti più grandi, vi chiede di riflettere sulla fattibilità di alcune dinamiche. Acquario, per voi è sempre festa, ma in particolare quando i pianeti ruotano in Sagittario, proprio perché è la casa delle amicizie, dei desideri realizzati e delle affinità elettive. Complimenti, oggi è una giornata in cui vi prenderete una grande soddisfazione e tanto affetto. Pesci, luna di quadratura per voi, oggi un po' di imprevisti, ma sicuramente il vostro ottimismo riuscirà sempre a sintetizzare tutti. Una bella notizia arriva dall'ambito lavorativo. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia, ciao! Grazie Marco, ci ritroviamo domani per le previsioni per il fine settimana. Adesso torno da Emanuela Corsi che mi deve una notizia. Esatto, speriamo che non sia vero quello che sto per leggere, però. Ti Angelo. prego. Allora, siamo sulla pagina degli spettacoli della stampa. Ieri grande presentazione, anteprima mondiale dell'ultimo film della saga di Mission Impossible sulla Croisette di Cannes, con Tom Cruise in tutto il suo splendore. Tom Cruise, missione finale, il divo a Cannes per il nuovo capitolo che dovrebbe chiudere la saga, potrebbe essere l'ultimo di tutti i Mission. Ma speriamo di no. Esatto, speriamo proprio di no. Facciamo una raccolta firme, Angelo, io e te. No. A 62 anni, lui stesso però non esclude sviluppi futuri e ha detto: io non accetto mai dei no. Ecco che si è presentato così alla stampa ieri ai fan con lo smoking, occhiali scuri, tra l'altro ha anche rilasciato autografi, insomma bagno di folla per Tom Cruise per questo The Final Reckoning, che è l'ultimo capitolo dove Ethan Hunt dovrà sconfiggere il nemico, che questa volta però è aiutato dall'intelligenza artificiale. Aia. Sì.
L'intelligenza artificiale entra anche nei film, nelle trame dei film di Hollywood. Tra l'altro Tom Cruise, che come tu ben saprai ama girare le scene di azione, quelle più estreme, senza la controfigura, e la scena madre di questo film è questa, dove lui praticamente è appeso ad un aereo in volo. Insomma, però fa sempre tutto lui. In quello precedente invece si era lanciato con la moto da un dirupo, se ricorderai. Poi hanno fatto vedere anche il dietro le quinte, dove aveva chiaramente una paracadute, però insomma nel film non si vedeva questo. Vabbè, abbiamo finito qui? Finiamo qui. Grazie Emanuela con Buongiorno Sicilia, ci ritroviamo domani come sempre, noi ci salutiamo in musica, grazie, una buona giornata a tutti voi.